30 anni fa eravamo in tanti a tifare per un Settebello che insieme a un coach coi baffi ci aveva regalato davvero una grande soddisfazione. A distanza di tanto tempo qualcuno ci sta regalando grandi soddisfazioni. Bentornato coach. Grazie mille. È vero, 30 anni fa è stata la pagina più bella della pallanuoto italiana, posso anche dire una delle pagine più belle dello sport italiano. Un'impresa storica, una partita molto drammatica, una finale bellissima tecnicamente, tatticamente e soprattutto dal punto di vista emozionale. Nessuno si aspettava una nostra vittoria contro una Spagna fortissima che era vice campione d'Europa e vice campione del mondo, ma quella squadra veramente da lì poi per 3 anni non ha perso una partita, quindi veramente una bellissima pagina. Mi ha fatto piacere che tanti siti specializzati, anche i giornali di oggi ne hanno parlato, perché merita quella partita di essere rivissuta da tutti. Lei adesso fa fronte alle new entry in questa nazionale, però abbiamo visto davvero dei talenti importanti. Com'è lo stato di salute della pallanuoto italiana? Ma è buona, perché ci sono tante società che lavorano molto bene, tanti bravissimi allenatori dei club con cui lavoro con una grande sinergia, una grande coesione, che lavoriamo per un unico obiettivo: cercare di portare più atleti possibili verso l'eccellenza. E questo si è visto perché il Settebello è una nazionale con le porte aperte a tutti, sia ai più vecchi ma anche ai più giovani, per cui c'è una grande competitività interna e questo va bene alla squadra e fanno bene anche i club, perché quando i giocatori tornano nelle proprie sedi portano esperienze in più. Ultimissima cosa, dall'alto della sua esperienza, quando vedremo un centro boa, tipo Campagna? Non lo so, perché comunque il centro boa innanzitutto in Italia ce ne sono stati forti, dai Calcaterra a Bencivenga a Ferretti, che secondo me è stato il migliore. Io non ero un centro boa tipico, però effettivamente hai ragione, è il ruolo dove pecchiamo maggiormente negli ultimi anni. Grazie coach, in bocca al lupo.